けのたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘だ下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でも何不器用ないのにどうしてさよならは言えたのダメダメダメよダメなのよあなたが好きで好きすぎてどれだけ強い朝けでも歪まない覚えてなバカみたAllora di questoバカみたい本当バカで Ok あんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街なりさえも変わりましたなのにどうして見れるだけ置き去りほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわいい加減待っててもバカみたいダメなのよあなたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まないガブリ思い出ガブリみたいほんまにろくな男やない揃いの指輪外しますざまみろせいせいするわなんなのよこの涙ガブリみたいAndiamo un po', Gabri. Buonasera Gabri, ti abbiamo vissuto. Allora inizio a creare il link. Sì Gabri, se ti vuoi unire, ti puoi unire anche tu tranquillamente, c'è un account Netflix. Lo sai che oggi ho aperto un pacchetto Pokémon e ho trovato Acque Crespe X. Bene. Avete tutto il culo con il gioco di Pokémon, tranne io che sono un po' sfigatello, però va bene, oramai ci ho fatto il callo, non è un problema, infatti faccio tirare le carte agli altri, ma non ci sto giocando più, però. Allora, io creo il party, quindi lo metto in chat, quindi Gabri, anche se non ti consiglio quello di scarlatto e violetto, ok. Noi
mettiamo il link. Se tu vuoi unirti e vedere la puntata con noi, però visto che è la 11ª, non so se tu segui Dragon Balls Daima. Allora, Gianmarco, noi siamo pronti. Sì. Episodio 11, la leggenda. Allora, un attimo che cambio subito qua. Ok. Giusto un paio di secondi di ritardo, una decina. Parte perché poi se parte e si ferma, tacci su. Allora, metto chat. Salve signor Drago. Salve signor Goku. Buonasera. Sorry, non ho l'account Netflix, se non lo farei. Ok, che account hai tu? Comunque vogliamo organizzare di vederci pure altre cose. Quindi magari riusciamo a trovare qualcosa che puoi vedere pure tu e ci uniamo tutti insieme. Ho Prime Video e basta per ora. Ah, ma Prime Video pure c'ha belle cose, attenzione. Io ho raccontato a Giuseppe la promessa che vi ho fatto di Giuseppe, ha detto non è possibile. Ho detto a Giuseppe che cosa devo fare. Niente. Aspettavo un universo, una porta. No. No. Vado a prendere dei bicchieri. Va bene. No, non penso ci siano cose di trama importanti. No, Tanto quella cosa importante noi già la sappiamo. Di Poi in futuro avrò altro. Esatto, io ho Prime, Netflix e Disney Plus. E sinceramente, da quando mi sono settato tutti e tre, per quello che vedo io personalmente la TV normale non la sto guardando più. Preferisco più vedere qualcosina qui, ma scegliere io quello che vedo, anche perché in televisione sinceramente basta. Preferisco vedere un bambino di un altro pianeta che mena dei demoni che vedere un programma sulla TV italiana, sinceramente. Anche perché ogni volta che accendi la TV è vero che ci sono problemi in giro, che ci sono cose tu, però Madonna mi pare sempre che siamo sull'orlo del precipizio totale. Minchia, sei arrivato proprio. Mamma Sono mia. stato una precisione La leggenda. industriale. La leggenda. Ah, è vero. Anche perché finendo questo dovrebbe ripartire a breve One Piece Mhm. nella zona delle mazzate, quelle belle potenti. Ah, noi eravamo rimasti qui dove si avvicinava l'antico Sì. Namekiano col potere OP. Ok, Sì. vabbè. Vabbè. Scusi, ci può tirare le sfere del drago? Si evitano i fight, i casini. Una palla da bowling, non è vero? Sta andando a giocare a bowling. No, legge, però manca a fare così, fra. Invece tu non sai il suo potere. Mm. Ne va. Un grande guerriero Namekiano. Catale è giusto il padre. Io sono Piccolo. il grande mago piccolo. Ah, che invece mo ti interessa il vecchietto.
fine sono andati lo stesso, quindi... No, ma non sarebbero mai venuti se non gli rompevi il cazzo. E lui bello sta vedendo un suo, Sì. un suo complice che gli dice no, io l'ho preso per il culo tutto il tempo, non vi preoccupate. E giustamente è stata pure una mossa per salvare la situazione e ci sta. Quindi lui sta da solo su questo pianeta da Su millenni. una Mac originale, sì. Vabbè, vabbè. Che a questo punto pure se vuoi fare Daima 2, non nel mondo degli inferi, ma in un altro, un'altra cosina così. Subito succederà. No, dubito pure io, però vedendola così, un'altra t'ho detto, tra No, qualche io anno, vorrei non essere- subito, tra Allora. qualche anno la vedrei con piacere, che è fatta bene questa qua. Non capisco perché si sono lamentati tutti a dire che io avevo letto è una merda, dai, ma sinceramente, ma non so. Sicuramente se c'è quello è un anetto di merda, 2 secondi, cazzottino in testa, poi magari c'è la trasformazione. No, Erede, hai ragione, Gloriol. Anche perché lui vi sta vedendo, sa che siete qui. Quindi. No, no, poi Lui c'ha il superpotere, lascia fare. viene pure lui, Ma sta facendo il doppio gioco o il triplo gioco? È un grande il vecchio. Junior teoricamente è il Namecciano, dovrebbe sapere che cazzo. Però è Namecciano meticcio. Non proprio. Vabbè. Ah, poi ti stai proponendo come traduttore ufficiale? Poi- Vabbè. No, No, niente. ok. Junior, manco una parola in A Namecciano. posto. Vabbè. Glorio, che tu sospetti con quello che stai facendo. Poi Glorio, tu resta qua. Scusa, Junior, piccolo, non puoi assorbirlo per l'abilità dei Namecciani. Potrebbe, sì, quello sì lo potrebbe Quindi fare. ci potrebbe. Però non è detto che il vecchio Ok. voglia diventare... Ah, c'è il pezzotto bu. Eccolo là. Grande. Ma quindi ne dobbiamo fare un altro. E a questo punto sì. Molto gentile, però. Sì, l'ho educato. Molto gentile. È un Kid Buu intelligente, purtroppo non abbastanza forte. Ah, ok, riproposto la cosa delle fusioni sbagliate per fare il Va. siparietto comico. Ok, va bene, ci sta. Devo fare un altro? Dai. C'è tutto quello che è rimasto. Succo di bu. Troppo bu, Se troppo vanno sulla bu, terra c'è ancora, sta là. troppo bu, troppo bu. Troppe tette, direi, a questo punto nella scena, però vabbè. Questo forse potrebbe essere un tentativo migliore, più forte? Anche perché avete l'ultimo fagiolino, Vabbè, l'ultimo seme. 10 centimetri stavolta, ok. 20 centimetri. 20 centimetri fanno la differenza in alcune Un vero occasioni. rischio, un vero rischio. Majin Q, non credo. Guarda, se facendo così è uscito gentile, secondo me mo uscirà proprio il pezzo di Qua merda. potrebbe uscire un cattivello, eh. Vabbè, ma Sì, se sì, ci sì, dai il ma se cattivo a arriva a noi fa uscire. piacere. Cecilia, non rompere il cazzo. Rotti i coglioni. Ah, grazie che vi avete fatto la domanda che mi sono posto prima. Perché volevo fare i calzami?
Poi se ci piace una Mecca. Alla fine è casa sua quella, è il suo pianeta d'origine, quindi Non so se torneranno, però. mm. Cioè, i Nameccani nel nostro universo, mettiamola così, si sono ricostruiti il pianeta, si hanno No, fatto comunque Neoname, sì. si hanno fatto tutte cose e poi c'è il loro pianeta lì. Ecco. Quando giustamente metti in mezzo il potere, escono fuori le magagne. Oh. Secondo me si mettono a Red Goku, Vegeta e Junior e spingono, Adesso vanno mi più diranno veloci. prima. Però avrà Poi c'è ragione, ancora il puzzo per la cintura che c'ha quello, eh. per forza, vedi? Goku. Non vorrei che tramite quella cintura vede in ogni momento loro Magari dove sì. sono. Potrebbe essere. E non lo sa neanche lui perché è buono di base, non sa fare il doppio gioco. Goku, dai. Fai combattere un po' Vegeta, dai. Infatti, Goku poi fa sempre tutto due Dai, piccare. Goku. Sei dall'inizio della serie che stai menando solo tu nel pianeta. Fai menare pure un po' a Vegeta, fai Oh, menare agli altri. questo è bello, sembra bello denso, qui. Ecco Questo è qua. bello rosa, eh. Sputami in faccia. Un po' di Non linguetta si che sa non guasta perché a mai. quanto pare è porno far vedere una donna che sputa. No, diciamo educazione, dai, fatto in modo Diciamo che questa è una educato. zazzona. Poi mette tettone davanti, però va bene. Bravo, Macinku, bravo. Prendi le misure. Ok, 20 centimetri. Ok. Bla. Secondo me lui all'apparizione del nuovo Buu, quello che sarà, lui morirà immediatamente. No, speriamo di no. Effettivamente. Sì, sì. Avrà un fratello. Puoi togliere quelle tette che mi distrae dal personaggio? Sono veramente no. Distraggono. Lascialo sta, fallo essere contento. Lui è gentile, più o meno. Mo c'è il problema. Questo sarà più Mo c'è il problema. incazzato. Sì, sì, sì. Quindi, secondo la legge dei grandi numeri, quando nasce un magro, ne nascerà un grasso. Quindi questo sarà grasso. Questo sarà grasso e cattivo come la me. Questo potrebbe essere Majin Buu ciccione però cattivo. Vediamo un po'. Rosa? Questo sembra rosa. Sembra rosa. Ok, la stessa cosa che ha fatto l'altra volta. Noi diciamo visivamente abbiamo anche visto il processo di Sì, creazione di questa Majin infatti è una Buu. cosa che ho apprezzato. Ok. È tanto, è bello massiccio. Sì. C'è un bel po' di materia che si sta formando. I 20 centimetri fanno la differenza. Questo è Majin Majin Tu. Majin Buu. Majin Majin Du. Du. Majin Du. Ok, quindi Vabbè. più vicino a Majin Buu. Ok, Come Majin pronuncia, Du. ci sta. Rosa? Tu sei rosa. Sei lui, sei Majin Buu. Sei Majin Buu. Sei verde. Girati un po'. Fai vedere. Sì, C'è la faccia sì. incazzata da Sei cattivo. Majin Buu Cyberman bello paciocco. Ok, va bene, Majin Du. Ok. Majin Du. Io già la mia esistenza con Dragon Ball era con tutte le cose di Super che non so. Vedere queste cose, Bellissimo. minchia, madonna mia. Bello Majin Du. Ciao fratello. Boom. Guarda come sei bello. Cazzato nero. Lui ha gli occhi di Super Buu, neri proprio. Bella per te. Parli, ti esprimi, Uh, scorreggi. Che cazzo stai a fare? sta guardando. Ma? Che cosa? Ecco qua. Sei proprio fatto così. Vabbè. Oh, non mi trasformare il fratello in cioccolato e te lo mangi per piacere. Vabbè, vedi come è gentile. Fratello buono. Che poi è Corre stupido e non male. sa combattere, ma comunque è forte. Sì. Hai già fatto. Porca troia. Quindi Lui c'ha fratelli. pure la coda, tra l'altro, quindi lui può fare il raggio cioccolato. Bellini.
Non fare l'avido. Guarda che buono la divisa col fratello. Ma è bellino. Ah, che stronzo. Capì? Ma ti ho dato quello. Che ti prendi quello? Sta fatto comunque, bello pure di pulito. Vabbè. Attento a quest'altro. No, Attento a guarda, quest'altro. ecco qua. Perso anche l'altro. Posto. Sono bellissimi tutti e due. Ok, dai. C'ho la sensazione che i due si fonderanno in qualche modo e uscirà quello. Sì, Forti, magari. sì. Chissà se questo ce l'ha. Io ho dei dubbi. Però il Kid Buu, guarda, Majin Buu, quindi mo sarà Kid Buu, Kid Du, Du grasso, Du magro. Kid Q, volendo. Prendi tutto quello di Buu, togli la B, metti la K. Questo non credo faranno lo stesso. No, vabbè, però comunque è bello il concept. Sì, no, questo è che cazzo. Quindi hanno spiegato da dove proveniva l'ultimo nemico grosso della saga. Hai dato visivamente delle informazioni, neanche dette alcune, e hai portato avanti quella cosa là. Non vedo molto convinto. Questo mo gli fa male. Gli fa male proprio. Non penso che pure questo è un pezzotto. Dai. Sì, devi dire sì. Sì a mamma. Sono stato gli ultimi anni a dire Majin Buu, mi ritrovo a ridire Majin Du. Vabbè, bellissima questa cosa. C'ha lo spadone. Dai, Majin Du. Ok, un po' di saltini rimbalzoni. Ok. Bello perché è immobile. Sì, sì. Ok. Ok, pronto, pronto, pronto. Oh, sì, l'attacco palla. Quello di Super Buu. Ok, però non è andato a buon fine. Ha fatto una... Ah, ok, era una finta. Ui. Ok, lui è un pochino più pericoloso del fratello e ci sta. Attenzione. Un combat imprevedibile. Lui è proprio Bu. Lui è forte. Lui è il guerriero. Ehi, Giustamente. ha bruciato testa. Puoi lanciare. Sì. No. Però se te la lanci in faccia ti fai male. È un problema. Vabbè, deve imparare, giustamente. Sta facendo un rodaggio, giustamente. Ok, ci siamo. Vai Vegeta, vai. Vai Vegeta. Vai. Sì. Grande uomo insetto. Sì. Ah, Battuta di Vegeta, io sono il principe dei Saiyan, non ho problemi. Oh, gliel'è proprio servita. Oh. Tu lascia fare. Aspetta, risposta di Vegeta. Vegeta è maturato tantissimo, non rompe più i coglioni che lui è il principe dei Saiyan e mena direttamente. Bravo Vegeta, bravissimo. Anche lui ha più i capelli a punta, effettivamente. Vegeta è una punta. Battiti con me, pulla. No, Vegeta pure c'ha più di 60, è più grande di Goku pure. Torna a succiare la tetta della mamma a Vegeta. Stai facendo arrabbiare. Maga, non ti accorgi. Papone. Vegeta, diventare maleducato per adesso, per piacere. Number 2. Siamo pronti?
Quindi Vegeta va proprio a mani nude, giustamente. Bravo oggi, subito. Un po'. Grande Vegeta. Fallo un Big Bang Attack, dai. Bingo Bango. Che a Vegeta gli è sempre piaciuto lanciare le palle d'energia. Cava da cazzo. Point blank. Wow, Glorio, prendi tanti di quegli schiaffi, mo, da tutti. Nel momento in cui scopriranno che lui li sta tradendo, si prenderà tante di quelle legnate. Devi prendere, Glorio. Ah, sangue al principe degli Saiyan. C'è del sangue. Minchia, due fatti contemporanei. Cava da cazzo. Ok. Sembra di vedere combattere Luffy in modalità di R5. Però ci sta, è un bel fight proprio. Attenzione. Minchia. Oh, super raffica di palle. Dai, Veggie, tira fuori il Super Saiyan, dai. È pure finita la puntata. Dai, Veggie già può fare normale, dai. Ancora. Di nuovo il polpo pescione. Però basta. Per piacere. Sta diventando un hentai. La fine di Vegeta? No, Vegeta. Vedi, sai che devi fare quando Vegeta. serve. Trasformazione. Sparai un lampo finale in bocca. Mi sa che ti è stato a sentire. Eccolo qua. Ah, no, ok, un piccolo bustino semplice, vabbè. Basta. Va bene. È un momento, c'era il pescione sotto, non è colpa mia. No, Vegeta, ti sei distratto. No. Ma vuoi, dai, Dai, Vegeta. Tu hai rotto un po' i coglioni, però, Cazzimma. Ma noi tanto ne vediamo due. Quindi, frega cazzi. Allora, un attimo soltanto che cambio i titoli e tutto. Vabbè, me ne salta la prossima e metti pausa. Facciamo così. La vera forza. La luna nera. Il bastardo però ha fatto il mega cliffhanger finale. Oh no, Vegeta è morto. No, Vegeta è stato assassinato. Ecco qua. Allora, lo rimetto in chat. Ok. Alla fine mo mi sta piacendo veramente tanto. Non capisco. Io avevo proprio letto è una merda, non la Forse la guardate. gente si aspettava qualcos'altro. E che te vuoi aspettare? Che c'è sempre una cosa che uno deve, no, si può fare di più. Ok, però valutiamo pure il percorso che ha fatto Dragon Ball, che doveva essere finito e lo si sta riportando avanti. Sono stati fatti dei casini con la lore. Per soldi. Quello è per soldi. Però per soldi così io me lo guardo con piacere. A me finché il prodotto mi piace sono contento. No, mi dispiace solo che sia l'ultima cosa a cui avrà lavorato Toriyama. Dispiacere è solo quello. Però almeno un prodotto così, pure dopo tanti anni, pure per l'esperienza che ti ho detto io su Dragon Ball, ma me lo guardo con piacere. Super, sono contento di avere anche questo. Avrei preferito sicuramente Super 2. No, a questo punto, sapendo poi che il manga è continuato e sono uscite altre cose, io pure per questo uno dei motivi che non l'ho mai voluta vedere. Infatti sto più pensando di leggermi il manga. Ma a il questo manga e punto. l'anime sono due cose differenti di Super. Quindi, capì?
Il manga ha fatto una cosa e l'anime ne ha fatta un'altra. Dopo aver visto questo, io una botta super gliela provo a ridare. Può darsi che magari. Anzi, l'uomo fa. Su 100 puntate, mi Mi pare. metto piano piano un po' alla volta. Goku non può intervenire tu, ti fai i cazzi tuoi. Ma dai un attimo, dai un attimo. Aspetta, ha fatto la Super Saiyan di livello 2 e l'ha sfondato diretto. Ah no, niente. Come Goku, lo vedo? oh, possiamo ammazzare sto coso. Quindi è diventato Monster Hunter all'improvviso. Eh, Già, giustamente loro sono arrivati da poco. Eccolo qua, a posto. Primo scattino fatto. Yeah. Ah, bisogna capire un attimo come... Sì, Vegeta sta facendo un attimo il giro di prova. Ecco qua. Penso che chi soffre di attacchi epilettrici in quella scena avrà avuto un attimo di Super difficoltà, Saiyan 2. Va, Oh, aiuta, ti senti, mi vai. avete rotto il cazzo. Ah, Basta. suga. Non vale la pena. Io un pranzo mi volevo fare. Vai, un po' di Super Saiyajin su. Mamma mia. Minchia, all'ultimo, capito? Capocciata. Dai, vegetone, dai, vegetone. Questo l'hai sentito? Sì. Forza Goku, siete. Sì, Chiamiamola magia, però sì. Tu invece? giustamente. La schiappettata in testa! Ecco. Vabbè. Oh, si sta divertendo. Mariano. Hanno portato il bimbo alle giostre. Va. Però devi vincere, ma cioè, devi essere... Che ti sei fermato? Non vuole... No. Vuole la cioccolata. L'ora della merenda. Per forza. Per forza. Ma proprio durante la battaglia. Finisci la battaglia e ti diamo tanta cioccolata. Yeah. No, piano. No. Capito? C'è una specie di divinità davanti a te. Un attimo, un minimo di contegno. Giusto un Vado a po'. comprare un'altra volta. No. Meno male che esistono i fratelli. Vabbè. Puta, ma no, ormai non è più genio combattere, penso tu può pur fermare. Quello basta che qualcuno gli dice: Guarda, tu ce l'hai il potere per trasformare le cose in cioccolata. Quello è un attimo. È Vegeta. Ma Che cosa hai fatto? no, mi scusi, però non è corretto, vero? Mi perdoni. L'ha potenziato. Mi perdoni, lei ha dato il buff al nemico, non... Ha preso il potere della sfera. Ma non è... Ma questa è una cittata. Mi scusi. Ah, tu dici... Ah, ma l'ha fatto per il suo. Lo Allora, vuole Vegeta mettere è alla prova contento. perché vuole capire che livello di forza sono. Vegeta, mi sa che qua tocca utilizzare qualcos'altro. Questo è diventato un problema. Sì. La cosa è illuminata solo la capa. Illuminazione parziale.
Ah, una mossa combo. So perché ho pensato al Re Fantastico quando ho visto sta mossa, non... Mossa combo. Ma tu che sei una strega, una megera, non riesci ad evocare un Ah! pezzo di cioccolata? Quella è È incredibile. la combinazione degli eventi, guarda. Bravo, pensa. Gioca al fantasma. Che cazzo che a fare, mo? Cosa? Che bella coincidenza di... Se la volevamo programmare sta cosa non ci riuscivo. Oh. Eh sì, doppio Tamagami in fights. È tipo la storia sui Super Saiyan. No. Sono gli esseri leggendari, nessuno li sfida da millenni. Nel giro di 2 giorni, tutti sfidati. Proprio braccio di ferro, identico. Identico. Boom! Ce la fai a pararla? Eh no, 2 sono un problema. Beh, questa è tipo la mossa di Broly, ma molto bella. Non la tiene. Non l'ha tenuto. Tamagami ha sentito botto. È a terra? Che poi tu sei d'accordo con lei perché siete fratelli, vabbè. Quindi il Tamagami verrà sconfitto qui? Sì. Quindi poi scontro finale con lui. Quindi Quindi possono pure autobustare. Sì. Quindi il primo poteva farlo, ma non l'ha fatto perché ha annullato il taglio fight. epico! No, mo si spezza tutto. Mo gli spezza la spada. Attenzione! Bella questa. Attacco serpentello. Death Fights. Ha vinto. Eh sì. Ok, lui è forte. Lui è forte. Lui è forte. Si è reso? Ah, sì. Troppo. Vabbè. Secondo me chi si inizia Dragon Ball adesso, proprio per la prima volta, si vede tutto fino a Z e poi si vede subito dopo questo, si consola. Cosa? Sì. Tempo della sfida finale. Ah, è vero però! Deve fare la seconda sfida e mo perde il quadro, zio. Che penso sia diversa. Mo questo è qualcosa di intelligenza, sicuro. C'è il fratellino. Vale? Se dà un suggerimento o dipende dalla prova. Vale, capiamo. Non penso che sia di nuovo la cosa delle campanelle. No, non credo. Teoricamente li sa fa tutto. Arisa Rusa. Ok, che cosa non si fa qui? Oh no. Calcoli a mente. Che cosa era questo? Allora, sono i numeri... Allora, 38. Non sta facendo il fratello. Devi fare il calcolo a mente. Sì, di tu. Sì, 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 fatto. Non è molto corretto, Fatto. però. No, fatto. Fatto. Ci sei, no? Certo. Ok. Aspetta. Ok. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Facile. Non è giusta, però questa. Come dai tu adesso la risposta? Forse però c'è una C'è risoluzione. c'è un trucchetto. No. Lui ha fatto tutto il conto a mente. Non l'ha sentito. Gliel'ha suggerito. Che lui l'ha fatto vedere che mentre scorrevano i numeri li ha guardati fissi.
Vabbè, è un po' cheating pure voi, però ci sta. È l'unico modo È un per po' fare questa scam cosa sta qua. sfida, però. Sì, indovinato. Vabbè. Squadra Genio? Ah, ah, ah. Si è aperto il menu per registrare la stampante e farmi scaricare gli aggiornamenti, che non ci sono, tra l'altro. Va bene, vabbè, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Vinto sfera. Quindi mo che Vegeta prende l'altra, dovete scontrarvi per vedere Sì, quello stavo per di chi prima, le ha si sta tutte. buttando tutto là. Quindi uno è il fratello buono, intelligente e serio, forte ma che non sa combattere. Lui è tutto l'opposto e sa anche combattere ed è più forte. Fusione. Però non è intelligente. Assimilazione, lo assimila. Ah, quindi È un cazzone. non se ne è accorta manco Mm. lei. Possono passarsi le cose telepaticamente, forse. O si sentono da solo, perché lui si è visto le labbra che si muoveva. Eh sì. Certo. Sì, sì. Certo. Esattamente per questo motivo qua, ti vuole portare un regalino. Sta venendo proprio là e te lo sta vedendo a portare, guarda. Eh, sì, per ora. Aspetta. Metti il secondo canale, Ya, cambia un attimo il canale là. ya, Vegeta. Aspetta, ecco. Cambia canale. Metti canale. Ok. C'è problema anche qui. Mi sa che il tuo regno sta Vabbè, per per ora finire, uno eh. scontro abbastanza acceso, però. Vegeta, Vegeta. stai prendendo il Tu cocco. serve qualcos'altro, Vegeta? Questa fa male. Point blank. Dai, ah. Dai. Ma perché per 2 puntate di fila Vegeta deve finire male alla fine? Ah, vabbè, Perché? bisogna cacciare, dai. È il Dai, momento. momento È il introspettivo. Io momento, sono dai. più forte. Io ce la posso fare. Mi serve un nuovo potere. Tam, 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 Allunga tam. capelli. Allunga capelli, dai. Allora, Dai, Vegeta, allunga capelli. dai, Vegeta, dai. Cioè, allunga sti capelli. È tempo di picchiare. Dai. Bello. Questo è uscito anche su Dokkan. Siete in due, go. Dai. Vai, Vegeta, vai. Sì, Vegeta, sì, fallo. Fallo, sì, sì, sì. Jimmy Fallon. Sì. Ok, è stata resa pure piuttosto epica. Ok. Sì, sì. E lui non è lui. Non è il signore Enzino Iacchetti, ma è un Vegeta Super Saiyan livello 3 versione baby. È proprio numero 3 Incazzato nero. Vabbè. Eccolo Adesso qua. ci siamo. Adesso sì. A posto. Cazzato. Fammi tirare almeno 2 pugni, non farmi finire la puntata subito così, dai. Ancora 5 minuti. Dai. Meno l'inizio, poi la prossima volta ce lo vediamo con calma. Però 2 botte, fagliele da. No, ho pensato sciotta. Vai Vegeta, vai. Adesso si sente potente, ma poi vedrà Goku. Lo voglio fare anche io adesso. Poi ne parliamo. Ecco qua. No. Braccia incrociate come Veget. Ah. Questa è l'animazione di Dokkan. È lei. Mi fai finire il fight già adesso e fai capire che lui è super potentissimo. Madonna mia, vai. Bloccato con un dito. Cioè, Questa è Trunks contro Goku la prima volta. per come è stato girato il fight, lo senti il peso della differenza di quanto è diventato forte adesso. Ho capito. Ho capito. E quando esce quell'altra cosa dopo, che cosa succede? Yeah. L'ha preso solo a calci per il momento. Sì. E sta continuando a prenderlo solo a calci. Facendo 2 tiri a pallone. Una palla, è Sonic. Sì, qua non se ne fa proprio. Braccia incrociate. Vai, sparalo. Carico. Tamagami.
Ci puoi pure provare, ma non... Questo è il grande questo cannone no, Dalek non da c'è Super cosa. Saiyan 3. Non gli puoi fare niente a sto colpo. No. Ah, l'ha respinto almeno, attenzione. Era già lì. Ok. Cazzato nero. Vai, Veggie, spingi un altro po'. Ok, no, ha capito un attimo la lezione, ha detto aspetta, forse mi conviene Si fermarmi ferma? perché... No, Potentissimo. Ah, a posto. meno male che non scompaiono i capelli, grazie a Dio. Ah, oh, questo è già richiesto Super Saiyan 3, comunque. Quindi già... Questo ha richiesto... E questo è il secondo. Quindi il primo, quello che ha affrontato Kid Do, Teoricamente dovrebbe forse essere anche ancora più forte, forte. Quindi però Kid ormai Do dovrebbe essere bello forte. è bello forte. Ok, È vabbè. anche vero che Majin Buu Super Saiyan 3 lo tankava tranquillo, Sì, quindi ci sì. sta. Ah, è vero, mo c'è la seconda prova pure di qua. Marò, per piacere. Che cos'è? Che cazzo? Majin Johnny. Ha un piccolo Lawrence. problemino di matematica, ok. Quindi, quindi ha mangiato 5. Ok, quindi gliene restano 5. Ora sta a 7. Sburo? Goku non è cosa... Goku, leva mano, Goku. Qua ci voleva Gohan. 3, aspetta. Ne sono rimasti 3. 3. 3. Goku leva... Goku non è cosa. 3. E però non ti va incazzato. No, però mo Vegeta ci stupirà. Vegeta, vai. Non è giusto. Sono un Ehi. po' pochi però. Prima non ce l'aveva nel tempo, non è giusto. Mo gli stacca la testa. 3, invece 3 dovrebbe essere la risposta. Come 0? È 0. Aspetta, 0 perché? Ha mangiato. È vero, quindi quanti ne mangerei in futuro? c'era un Zero perché li ha serpente. regalati tutti. Ah no, perché I serpenti non mangiano biscotti. Non l'avevo pensata in questo senso. Dai, Vegeta. Ho detto che Vegeta ci stupiva. Cazzo, non ci avevo pensato al fatto del serpente. Grande. Quindi che racconti tutto il problema 3 ore, ma la base non c'è, zero. Trolls. Questo è il riscatto dell'intelletto di Vegeta. Ok, 2 sfere ce l'hanno loro, una ce l'ha Kid Buu. Siamo alla puntata numero 12, ce ne sono altre 8, quindi... Però pensavo ci mettessero più tempo a fare tutte queste cose, mettiamola così. Prendere le sfere e cose varie. L'hanno riassunta molto... No, ma capivi più che altro. Vabbè. Ma che altro succede a sto punto? Ok, tu hai fatto il tuo lavoro, adesso sei disoccupato. Vabbè. Grazie Vegeta, perché stati belli 2 secondi, ma poi basta. Ricordatevi adesso che c'è anche quello della fusione, eh. Magari. Abbiamo fatto 4, facciamo 4 più 4 e facciamo tutta una cosa. No, mangia 2 insetti. Questi più raffinati. Ricordati che tu tanti anni fa eri andato sulla Terra per distruggerlo completamente. Vabbè. Esatto. Ok.
Lui intanto Il là, vabbè, Kraken, vabbè, sto là, nel chill. vabbè. Ok, possiamo andare. Ora come passa... Ah, attenzione. Dai, adesso c'è pure Bulma. Mm, C'era un Mm, cavo staccato mm, a caso? Un cavo staccato. Vabbè. no. No, non va fatto bene. Sì. Ah, boh, hanno detto che comunque questo è un mago molto potente, quindi in teoria qualcosa sa fare. Però non spacco i Se bastoni, spacchi il bastone non puoi usare la magia, penso, credo, quindi ma non so, magari no. non ti incazzare. Ecco, No. ok, lanci la minaccia e poi non la completi. Allora, diamo un'anteprima, una puntecchina di quello che dovrebbe succedere. Si organizzano vicino a un bar, parlano e poi si Va. chiamano due mazzate, così o... Due, così. Sorpresa. Ma Che criceti cazzo giganti. di... Va bene. Ok, quindi la prossima puntata è criceti Criceti giganti giganti per tutti. e foreste con liane spinose. Potrebbe Vabbè, su darsi. un'avventura, vabbè, giustamente. Allora, io Giustamente, adesso chiaro. stacco e riavviamo giusto un paio di minuti con persona. Dai.